la crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Centro Ronchi. e sulle note dell'inno europeo di Beethoven diamo subito il ben trovato a Francesco Nosari. Grazie, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, un grandissimo abbraccio a Matteo, come sempre, prima amico, poi fortunatamente segretario della nostra Lega, un abbraccio a Martina che è al mare con la nostra nonna, la nonna dell'associazione, 100 anni, a nonna Elisa. E una buona festa della Santissima Trinità. Che cosa ci ricorda questa festa? Ci ricorda che la complessità della nostra vita e che nessuno di noi può ergersi Dio, perché la stessa divinità è plurima. Quindi l'arroganza di chi crede di avere la verità in tasca è in realtà idiozia. Questo almeno per chi crede. Mi associo all'invito di Sara Fumagalli, che saluto, nell'aiuto, senza nessun pregiudizio, prima di tutto nel momento di necessità, ai nostri fratelli dell'Emilia Romagna. Sono ancora sott'acqua, certo, le cause, i motivi, non è certo l'imputato unico ed esclusivo, il cosiddetto cambiamento climatico, che per la verità non ho ancora capito bene come si inquadri e come possa essere espresso, visto che lo raccontano in maniera completamente diversa in tanti. Quello che importa è aiutare questa gente, fare tutto ciò, anche minimo, che è possibile. Domenica scorsa abbiamo parlato dei cambiamenti che sono in atto, che vediamo sotto traccia nella politica. Abbiamo esaminato il realismo di Sua Santità, il realismo politico di Sua Santità, il quale nell'entrare in quanto per dare un aiuto a un percorso di pace, si è proposto sostanzialmente come paladino dei popoli, contro gli interessi dei popoli, contro gli interessi di entità impersonali e sovrastatuali che stanno combattendo e che stanno distruggendo e massacrando popolazioni intere, sia da un punto di vista fisico in Ucraina per il momento, sia da un punto di vista economico. Quindi un cambiamento che porta a un diverso atteggiamento anche nei confronti della politica italiana, laddove è noto a tutti, assodato, che le strutture della Chiesa Cattolica Italiana sono state collaterali e sono collaterali da 30 anni alle forze di sinistra. Bene, diciamo che questo collateralismo è stato messo nel freezer anche mediante il cambiamento della stessa direzione della stampa cattolica italiana. È stato sostituito il direttore di All'Avvenire con un altro che ha immediatamente fatto vedere che non è più del tutto spostato da quella parte, e quindi un cambiamento che
va compreso, va capito, perché le strutture della Chiesa Cattolica sono state uno dei pilastri fondamentali per reggere il sistema di potere trentennale del PD o dei suoi antenati. Potere che è stato esercitato per 30 anni e che ha avuto nell'appoggio delle strutture cattoliche il sostegno, il velo necessario per mascherare il crescente vuoto di idee che lo caratterizzava. E oggi questo vuoto di idee, nel momento in cui gli elettori hanno cambiato indirizzo, hanno cambiato parere, lo si vede apertamente. Dall'altro lato abbiamo detto la settimana prima ancora, quindi 15 giorni fa, che c'è stato un errore teoretico fondamentale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, laddove si è ritenuto che soltanto i partiti, e sottolineo soltanto, fossero i garanti della democrazia, i baluardi della democrazia. Non è vero. Il baluardo della democrazia deve essere sì il partito, ma anche il partito che garantisca la partecipazione e il controllo delle attività pubbliche al popolo, ma dall'altra parte anche la partecipazione e il controllo garantito attraverso le stesse istituzioni. È quello che con la grande dottrina federalista e autonomista della Lega per decine d'anni si è portato avanti e che adesso è motivo che suscita l'attuale riforma in senso autonomistico dello Stato, sperando che sia quella prevista un'autonomia politica e non soltanto funzionale fra i diversi enti. Quindi è necessario avere la partecipazione il controllo nell'ambito della vita pubblica attraverso i partiti, ma è necessario che avvenga anche attraverso le istituzioni. Essendo stato commesso questo errore fondamentale, poco alla volta i partiti sono diventati luoghi, concentrazioni di potere e abbiamo detto 15 giorni fa, 2 domeniche fa, sostanzialmente si atteggiano, si comportano come delle aziende di pubblico servizio, un pubblico servizio del quale non hanno neanche le capacità e le competenze, o come dei network che agiscono distribuendo favori piuttosto che distribuendo attività secondo quello che è il loro interesse. La percezione del fatto che ai cittadini i partiti non garantiscano più la partecipazione e il controllo quindi dell'attività pubblica è data dalla crescente astensione dal voto, cresciuta anche durante le elezioni comunali ultime, sia nel primo turno che soprattutto nel secondo turno. Quindi sotto questo profilo occorrerà che i partiti guardino e esaminino a fondo la necessità, non è la possibilità, è la necessità di, come diceva poi Tina settimana scorsa, di essere partecipi della vita concreta dei cittadini. L'attività, il trovarsi, il discutere di politica nelle sezioni è qualcosa di fondamentale, specialmente per quanto riguarda la Lega, laddove, come dice il nostro ingegnere Nicola Carraro, la Lega è un partito del fare. Quindi se non si discute, se non si è capaci di discutere a tutti i livelli, da quello più esperto a quello più pratico, dalla persona più esperta alla persona più pratica, su come fare le cose bene, diventa un qualcosa di stereotipato in cui 4 personaggi chiusi in una stanza piuttosto che sotto la celebre scala di Fantozzi decidono senza sapere nemmeno di preciso cosa decidono. E questo è un aspetto.
L'altro aspetto è dato dal fenomeno che avevamo sottolineato la settimana scorsa della presa di potere che rimane da parte del network rappresentato dal PD nei centri delle città. Ora, abbiamo detto per mesi che secondo noi il cosiddetto effetto Schlein non esisteva, ma era il frutto di una fallita operazione di disinformazione. La cultura della disinformazione di cui il PD è un atavico portatore infettivo, ma avevamo detto che laddove ci sono dei centri finanziari e imprenditoriali molto, molto forti, come Brescia e adesso Vicenza, il network PD funziona meglio degli altri. Funziona meglio degli altri perché per quale motivo? Perché nei centri cittadini si concentra quella che con linguaggio forse vecchio possiamo dire la classe padronale e il network, l'azienda PD sa fornire maggiormente a questa classe padronale gli strumenti per poter continuare a esercitare il potere. Brescia e Vicenza. La dimostrazione, a mio avviso, dell'esattezza dell'assunto la danno poi le conquiste dei centri cittadini delle città della Toscana, Siena, Pisa, di Ancona. Perché? Perché in quei luoghi dove per decine d'anni il network PD ha esercitato il suo potere, che cosa è accaduto? È accaduto quello che naturalmente avviene, e cioè che il network, l'azienda, partito azienda, come è nella sua natura, tende a sovrapporsi e a sostituire il padronato, chiamiamolo così. Questo network, questa azienda, partito azienda, essendo non solo improduttivo, ma anche voracemente parassitario, prosciuga proprio poco alla volta le fonti della ricchezza e alla fine l'assetato, perché anche lui è assetato, ma comunque produttivo, ceto padronale, non ne può più, si ribella e se ne libera. Ecco, teniamo conto che a mio avviso la strabordante vittoria della Lega, dei partiti del centrodestra in questi centri ex rossi ha anche questo significato, e quindi ricordiamoci che quello che chiamiamo padronato, cioè meglio coloro che sfruttano il potere per farsi i propri affari, è un ceto cittadino, si concentra in particolare nei centri cittadini, e fa questo ragionamento. Quindi se domani non mangia a sufficienza, prende e se ne va. Questo come quadro generale. Quindi maggiore partecipazione, maggiore controllo delle attività, sia da un punto di vista istituzionale, riforma introduzione delle autonomie, dei poteri autonomistici nel solco della grande dottrina che è propria della Lega, di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli, molti parlamentari non la conoscono, e dall'altro lato apertura, partecipazione civica e discussione a ogni livello da parte dei partiti, che non devono arroccarsi in strutture aziendalistiche o da network. È sbagliato. Altrimenti viene meno il ruolo democratico, viene meno il gioco democratico. E oggi che ci sia democrazia in Italia, che comunque sia indebolita, credo che risulti da ogni parte. Tutto questo è bello
saggio e giusto, almeno si spera, però teniamo conto che abbiamo poi il terzo problema, che ha messo in rilievo l'azione del governo, l'ottima azione del governo di Una chiamata per te. Meloni e Salvini in questo primo periodo, questi primi mesi, 8 mesi. C'è un problema, c'è un indubitabile problema Europa. È un problema che Matteo conosce bene per essere stato parlamentare in Europa, e Europa che poi oggi è praticamente sovrapposta dalla struttura NATO, perché nel momento della guerra l'Europa è stata più o meno fagocitata. Francesco, abbiamo una chiamata. Sentiamo. Pronto? Pronto? Sono Maria da Brescia. Maria, buongiorno. Ecco. Ben Buongiorno. trovata, la sento sempre volentieri. Grazie, solo che sono orari, ecco, un po' difficili per me. Comunque oggi ho voluto prendere perché io ho sempre battuto, però a Brescia quei più bravi li hanno accantonati, che potevano fare le cose più bene e avere più voce in capitolo nell'elettorato, e hanno messo quei più mediocri, per forza non vinceranno mai. La ringrazio dell'osservazione, Maria, cioè è una valutazione che non spetta né a me né a lei, lo si riscontra però nei risultati elettorali. Se dei risultati elettorali dei quali deve essere preso atto, ma direi che il problema di cui prendere atto forse è anche quello, non dico solo quello, che abbiamo illustrato in queste 3 domeniche di maggio, perché oggi adesso è giugno, ma diciamo nelle 3 domeniche di fine maggio per inizio giugno. Ora, dicevamo, il problema è l'Europa. Cos'è, qual è l'errore e ciò che la disinformazione, la cultura della disinformazione di sinistra ha indotto nella gente? Credere che l'Europa sia in realtà, sia pure prepotente con i suoi errori e tutto quanto, sia un soggetto politico. No. L'Europa è sostanzialmente una struttura burocratica. Se volete un'immagine, è un grandissimo svincolo autostradale a 27 uscite. Mi chiedeva un parlamentare che una sera eravamo in sezione, però aveva fretta, c'era la nonna, c'era la Tina, mi chiedeva: ma perché non è l'Europa a fornire le armi nell'ambito del conflitto? Per un semplice motivo, perché, ripeto, è una struttura burocratica. Sarebbe come affidare la fornitura delle armi all'amministratore del condominio o all'assemblea condominiale. Una follia. Si parla della vita e della morte delle persone, non può dipendere da un sistema che va per meccanismi burocratici. È un assurdo, non si può. Ora, che cos'è l'Europa? Si dice dovrebbe finalmente, per essere più agile, diceva il dottor Berlusconi, agire a maggioranza. Bravo. Se è uno svincolo a 27 uscite e entrate, a che titolo e con che diritto tu vai a chiudere a maggioranza eventualmente una delle uscite o una delle entrate, quando la funzione di quella struttura è proprio quella? È evidente che in questi casi e per sua struttura, per sua conformazione, la struttura dell'Europa, la struttura burocratica dell'Europa, non può che agire all'unanimità. Rifacendomi alla domanda lo stimatissimo, peraltro, parlamentare che mi aveva rivolto la domanda, parimenti non si può affidare all'Europa, così come oggi, come struttura burocratica, un esercito. Come si fa? Figuriamoci, l'esercito condominiale, non stiamo scherzando. Allora, è questo
Queste sono forse le cose dette in modo forse un po' brutale, ma spero comprensibile, sono le cose che vanno chiarite alla gente del perché l'Europa è questo. Ora, come si fa a cambiare l'Europa? Guardate, io non ho conosciuto la dottoressa Angela Merkel, anzi Kastner, maritata Merkel e poi Sauer. Ho conosciuto il marito però, simpatico, almeno a me era simpatico. Non l'ho conosciuto, ma ha fatto il colpo della vita lei intelligentemente, persona intelligente, e dell'interesse della Germania, mettendo a capo della Commissione europea la dottoressa Ursula von der Leyen. Perché? Io invece l'Ursula von der Leyen l'ho incontrata più volte negli uffici che bazzicavo dell'Unione Europea e posso dirvi che lei conosce assolutamente tutti, dal bidello al dirigente, tutti e tutto. E perché? Perché lei è la figlia, di nascita è Albrecht, ed è la figlia di colui che ha principale strutturatore della struttura burocratica europea. Lei è nata lì, conosce tutto e tutti, completamente, sa benissimo dove mettere le mani per dire di sì o dire di no, per favorire una cosa o sfavorirne un'altra. Non è una persona di ottima intelligenza, tra l'altro anche una persona buona e gentile, ma non è che sia sto gran genio, però ha questa dote, lei conosce tutto e tutti. Ha fatto benissimo, è stata veramente brava, intelligente, Giorgia Meloni, a invitare la dottoressa Albrecht von der Leyen a vedere coi suoi occhi il disastro dell'Emilia Romagna, commuovendo quindi, provocando un moto nella dottoressa Ursula. Perché? Ma per il semplice motivo. Perché questa, tornata a Bruxelles, sa perfettamente dove mettere le mani, chi sollecitare, cosa toccare, cosa muovere per far avere i fondi nel modo migliore e più rapido. Brava Giorgia Meloni, perché purtroppo, per quanto riguarda coloro che sono a Bruxelles, i cosiddetti rappresentanti del popolo, non hanno questa possibilità perché non conoscono l'infinita serie di uffici, ufficetti, sottuffici, sovruffici e di funzioni che sono lì. Per poter modificare l'Europa occorre avere gente che conosca quei meccanismi, li conosca per poterli modificare, perché sono meccanismi che si autoproducono potere, sono meccanismi che impediranno sempre di fare modifiche se non si va a toccarli. Vi faccio un esempio: ci si lamenta giustamente delle banane curve dritte, a metà dritte, metà sì, ma si protesta, si prendono ci si oppone, ma quando? Quando da quegli uffici sono stati già generati provvedimenti e nessuno sa e nessuno è capace o è in grado di andare a vedere come si sono generati, chi li ha introdotti, per quale motivo e per quali interessi sono accaduti. Arrivano sul tavolo cose già fatte, perché il dominio, il comando nell'Unione Europea è di quella struttura burocratica che, come è logico che sia, essendo stata impostata modificando l'indirizzo dato da Adenauer, da De Gasperi, dal grande De Gasperi, da Schuman, da Spaak, dai grandi dell'Unione Europea, è stato modificato che anziché una unione dei popoli europei fatta passo passo con prudenza, si è passati a un organismo burocratico di controllo e di servizio, secondo la teoria marxista. E il grande artefice più importante, ma è abbastanza vituperato da parte mia, è stato proprio un italiano, il professor Prodi. Ora, questa visione meccanicistica dell'Europa, bene, per poterla cambiare serve questo, serve gente
che oltre che sedere sui banchi del Parlamento sappia andare a controllare, vedere, sappia come funzionano questi uffici. Ripeto, il grande potere, la grande intelligenza della dottoressa Merkel è stata quella di prendere la persona che è nata lì, che conosce esattamente, perfettamente il funzionamento di questi uffici. Ci siamo. Per poter procedere. Ora, abbiamo detto, in un processo quindi di liberazione, di affratellamento fra i popoli europei e di liberazione da strutture e sovrastrutture sostanzialmente di concezione marxista. Ripeto, e a questo voglio collegare un'altra volta quello che ho detto prima, la partecipazione garantita dalle istituzioni, la partecipazione e il controllo, la partecipazione e il controllo garantiti dai partiti, il Papa che per poter operare un'azione di pace efficace, ed è entrato a piedi uniti nella questione con la visita di Zelensky a Roma, si libera dei lacci e lacciuoli che vincolano, che hanno vincolato l'operato delle strutture della Chiesa Cattolica Italiana per poter essere paladino degli interessi dei popoli. Questa opera è tutta un'opera sotto traccia di liberazione, anche lui, il Papa, vuole essere libero e proprio perché libero sarà efficace, perché ricordiamolo, io sono dell'85 con la Lega, settembre 85, quasi 38 anni. Siamo in chiusura. Perfetto. Ricordiamoci quello che è stato il primo grido, la prima invocazione che ripeteremo ancora il 17 di settembre a Pontida, la prima invocazione del popolo leghista. Libertà, libertà, libertà. Con la libertà si può andare in direzione dell'umano, certo, ragionandoci, pensandoci, discutendo, però si va nella direzione dell'umano. Con le strutture, la subiezione alle strutture che vanno scalzate, si va soltanto alla servitù o peggio ancora alla schiavizzazione, magari dei network sovrastatuali come quelli di Ghetti, quella gente lì. È una scelta tra essere schiavi e essere liberi, ed essere liberi, ricordiamocelo, è evangelico. Io, dice il Signore, vi dono quella verità, vi do quelle parole di verità che vi faranno liberi. Buona domenica della Santissima Trinità, della complessa Santissima Trinità a tutti. Un abbraccione grande grande a Matteo, a Tina e alla nonna che sono al mare, a tutti i radioascoltatori, ai nostri anche ovviamente ai nostri due gatti, Gregorio e Tilly, e a Dio piacendo a risentirci domenica prossima. Avete ascoltato